Amiche e amici, buonasera, benvenuti alla puntata numero 21 di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Trivenet interamente dedicata al volley. Questa sera avete già visto lo studio particolarmente affollato perché abbiamo degli ospiti particolari, abbiamo due squadre addirittura questa sera, abbiamo tantissimi argomenti da affrontare e parleremo in modo particolare di fusioni nel mondo del volley, oltre che chiaramente della Fidia Pallavolo Padova che ahimè domenica ne ha combinato una davvero di grossa a Vibo Valentia. Abbiamo chiamato questa sera una persona che ha sofferto come un cane, scusatemi il termine, durante questa partita, però ha detto voglio venire lì perché è il mio lavoro e quindi andiamo subito a presentarlo, anzi prima come sempre presento le squadre che sono qui questa sera, che sono il Pulpatavium. Primo applauso per il Pulpatavium e per le ragazze con Nicola Martinello e Giorgio Tommasetto, e poi adesso ditemi come, perché io poi mi sbaglio Presidente, come devo dire? Dov'è il microfono? Il Casal Volley? Il Casal Serugo? L'Albignasego? Il Casal Volley è giusto e l'USD Casal Serugo Pallavolo. Applauso per il Casal Volley e per il Casal Serugo. Perfetto. Va bene? E anche per l'Albignasego. E anche per l'Albignasego. E avremo come tra poco appunto potrete vedere, degli ospiti illustri di questi due comuni. Comincio a presentare gli ospiti del nostro Parterre de Roi. Stefano Santuzza, direttore sportivo della Fidia Padova. Buonasera. Buonasera. È lui quello che ha sofferto come un pazzo, Stefano? Abbastanza, sì. Ci siamo fatti mancare niente. Ti dico solo che manderò anche gli ultimi punti finali. Grazie per la comprensione. È un amico, è una delle voci storiche della Pallavolo Padova, Roberto Pomiato. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao Massimo, grazie anche per l'invito. Il merito di aver combinato tutta questa cosa, anche perché mi sta prendendo il posto ultimamente, è già la terza volta che viene, sono seriamente preoccupato perché anche questa sera c'è Loris Basso. Ciao Loris, che ha messo in piedi questa serata e mi ha dato una mano, devo ringraziarlo per averla organizzata. Uno dei soci, dei pilastri della Pallavolo Padova, Cristiano Rampin. Ciao Cristiano. Ciao Massimo. E dulcis in fundo, come dicevo, due persone importanti dei comuni di Casal Serugo e di Albignasego. Il primo è il sindaco di Casal Serugo, Elisa Venturini. Grazie. Buonasera Elisa. E il secondo invece è il sindaco di Albignasego, Massimiliano Barisone. Buonasera a tutti. Sindaco. Buonasera. Tra l'altro ho scoperto, io che sono di origine di Selvazzano, pensavo che Selvazzano fosse ancora il comune che ha più abitanti dopo Padova, invece mi sa che Albignasego, la battuta, è vera o no? No, questa è una notizia vera. È Siamo vera? Il primo comune dopo il capoluogo ovviamente. 23, 24? Abbiamo superato i 24.000 abitanti, quindi ormai penso che verso fine anno raggiungeremo i 25.000. Addirittura avete questo incremento demografico. Sì. Abbiamo avuto 340 nati l'anno scorso. Ma questo sprint è stato fatto negli ultimi anni? Perché io mi ricordavo che Selvazzano sì. Per molti anni è stato il primo comune, no? Abbiamo avuto una crescita importante negli ultimi 10 anni e quindi abbiamo superato tutti. Merito anche di Loris Basso? Oddio. Ha contribuito anche lui? Sì. In qualche modo? Sì. Ho due figli, quindi allora in qualche modo ho contribuito anch'io. Forse lavoro la gestione del sindaco. Esatto, può essere. Li abbiamo invitati perché ne parliamo spesso, anche nella penultima puntata, perché l'ultima è stata quella delle vecchie glorie, anzi devo dirvi che ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissime telefonate, perché questa trasmissione ha davvero avuto un grandissimo successo, grazie appunto ancora a Loris e tutti gli altri che sono stati con noi giovedì scorso, ma 2 settimane fa avevamo un'altra società che è il Vision Volley, che lavora nella Bassa Padovana, che ha messo insieme più realtà appunto della Bassa Padovana. Questa sera invece vogliamo parlare proprio di questa importante fusione, di questa importante collaborazione che c'è stata tra Casal Serugo e Albignasego, ma anche di Pulpatavium, che ha messo insieme altri comuni. Ma andiamo come sempre per ordine, abbiamo iniziato a parlare di numeri con gli abitanti di Albignasego, invece vediamo i numeri dell'ultima giornata di campionato. Prego la grafica. Eccoli qua, Cuneo che batte San Giustino 3-1 e per fortuna Trento che vince facile a Ravenna per 3-0, Casamodena che perde in casa 3-0 con Macerata, Latina che batte Roma 3-1, Sisli batte Paradiso 3-1, Piacenza che continua la sua corsa ormai spedita verso le posizioni nobili della classifica, che vince 3-1 a Verona, e ahimè la sconfitta clamorosa, adesso cominceremo ad analizzare perché clamorosa, di Padova a Vibo Valentia, per una classifica che andiamo subito a vedere.
Eccola qui, Itas a 53, Cuneo che ha recuperato la partita che era rimasta in sospeso qualche settimana fa a Ravenna per i problemi di condensa del Palasport, ha vinto 3-0, quindi si porta al secondo posto a 45, Macerata a 43, Modena con Belluno a 35, Monza Brianza a 34, Piacenza come vedete ce la ricordiamo a pari con Padova, invece vedete che adesso è nella parte sinistra della classifica a 29, Latina 26, Vibo a 25 con Verona, Roma a 24, San Giustino a 19, Padova, Fidia a 18, CMC Ravenna chiude a 9 punti. Dicevo di questa sconfitta abbastanza incredibile, Padova ha perso 3-1, a detta di tutti ha giocato una delle più belle partite del campionato, forse la più bella per 2 set e mezzo, però Stefano cos'è mancato poi nel momento decisivo? Ma niente, abbiamo fatto una buona gara nel suo complesso, abbiamo fallito in alcuni momenti determinanti, delle occasioni importanti e no, queste cose non si possono fare, si pagano moneta sonante e noi abbiamo pagato molto caro queste non ti era mai capitato di stare così male o di arrabbiarti così tanto per una partita? Io non ho niente da dire nei confronti dei ragazzi che hanno lottato su ogni palla sempre, abbiamo avuto un piccolo passaggio vuoto in un momento delicatissimo del secondo set che ci ha messo in croce praticamente. Avrebbe ucciso qualsiasi squadra, nel terzo set ci siamo ripresi, abbiamo giocato di nuovo punto a punto fino alla fine e così anche nel quarto. Però abbiamo pagato carissimo quel secondo set buttato. Ecco, prego la regia di mandare le immagini, le vediamo subito, che poi nella seconda parte ci concentreremo appunto anche sulle società, perché ho, ahimè, come ti dicevo prima, messo insieme le immagini. Qui siamo 24-20 del secondo set, quindi con la partita insomma in mano abbondantemente, c'è questo servizio di Francesco De Marchi, questa ricezione che arriva in campo di Padova e Gonzalez che si fa murare in maniera incredibile, un punto, come si dice, no Loris, mezzo fatto qua, tu che hai giocato una vita, anzi che giochi ancora, a dire il vero. Sì, anche se di solito è sempre, se non si è convinti e sicuri, a parte che Gonzalez fisicamente non ritengo, è molto strano. È uno schiacciatore lui, non è un palleggiatore. Infatti, diciamo che un po' di sfortuna cosa vale, secondo me l'episodio un attimino più determinante. Adesso il problema è che Gonzalez dice ho fatto una cosa brutta, adesso vedo di rimediarla, invece cosa fa? Ne ha fatto un'altra, ecco, questa credo sia la cosa Stefano, più... questa, cioè quella che ti ha fatto più arrabbiare delle due? Ma io non mi arrabbio con un solo giocatore perché noi non perdiamo per questo fatto, cioè la squadra ha avuto le opportunità, le ha sfruttate e non le ha sfruttate nel primo set e non le ha sfruttate negli altri set. Inutile tirare la croce addosso a Gonzalez perché in questo tipo di situazioni di gioco lui è forse il più forte schiacciatore che abbiamo e quindi le ha sempre messe per terra, in questa situazione non l'ha messa per terra, io non mi sento di colpevolizzare lui in modo particolare. Abbiamo avuto altre occasioni per chiudere la partita, non le abbiamo sfruttate con altri giocatori e alla fine l'abbiamo pagata. Noi vinciamo e perdiamo come squadra. Roberto, ti vedo con dei gesti di stizza sull'ace di Club Week, no? Sì, perché quest'anno ne ha avuti tanti gesti di stizza in certe situazioni, no? Perché Padova spesso ha avuto momenti di questo tipo, no? Anche a volte set in mano, poi buttato al vento magari per qualche episodio, ma soprattutto magari perché ad un certo momento manca la fiducia e la squadra molla. E questo è stato un po' il leitmotiv di quest'anno. Adesso però arrivano le partite importanti e non bisogna guardare indietro, bisogna guardare avanti. Tu dove eri domenica? Dove l'hai vissuta sta partita? Perché poi ognuno è chi per radio, chi per internet, chi per televideo. Davanti al PC, quindi, quindi anche tu hai tirato 4 pugni come ho fatto io, che insomma, perché poi vedere la classifica è da morire su internet. No. Poi arrivavano anche in ritardo e quindi qualche volta passavano anche 2 punti, dicevi ma come? Siamo già avanti. È stata veramente dura. È stata dura anche da casa, insomma. Ascolta, dimmi cosa succede domenica. Adesso domenica c'è questa partita con Ravenna, Cristiano, che un anno fa significava, intanto continuiamo a vedere l'epilogo del secondo set, che quindi ci piange un po' il cuore a vederlo. Un anno fa circa poteva decidere, stava decidendo la promozione in A1, quest'anno invece c'è Ravenna che ormai, insomma, al di là della matematica sembra assolutamente al di là che abbiamo un vecchio conto con Ravenna, sì, che sarebbe bene saldare, lo diciamo nella prossima trasmissione. Come vuoi tu. Oppure, come dicevamo prima, inquadrature alte e ognuno fa gli scongiuri che ritiene più opportuni. No, è una partita importantissima. È chiaro, allora ci saremo tutti, saremo vicini alla squadra perché questo è il nostro compito, è il compito anche dei tifosi e di Padova, perché abbiamo avuto dei grandissimi risultati nel palazzetto come flusso e quindi ci auguriamo e ci aspettiamo che domenica sia in ogni caso una grande festa che dovrà concludersi
Come meglio si spera. Puntini di sospensione. Ascolta Stefano, in questi giorni si è parlato molto delle condizioni di certi giocatori, Simeone, mi sembra che però adesso la situazione fisica della squadra sia migliorata, no? Sì, abbiamo recuperato tutti e abbiamo fatto un buon lavoro in queste 2 settimane di sosta del campionato. Adesso stiamo bene e dobbiamo approfittare di questa situazione. Ieri abbiamo fatto un amichevole con l'Innsbruck, ho visto una buona squadra presente, determinata. È un gruppo di ragazzi che ha sempre lavorato al massimo, quindi non abbiamo nulla da rimproverare a loro. Adesso abbiamo bisogno di portare a casa i punti che ci mancano per arrivare in fondo a questo campionato. Anche questo nastro di Koshikawa che abbiamo appena visto è per via di fortuna, no? Quando non deve andare non va. La fortuna non conta assolutamente niente, alla fine del campionato si pareggiano situazioni fortunate e quelle sfortunate. Non dobbiamo pensare che dipende tutto da noi. Se noi riusciamo a giocare al nostro miglior pallavolo possiamo portare a casa un risultato importante per la città, per la nostra squadra, per la nostra società. Altrimenti no, perché in A1 se giochi male perdi con tutte, con l'ultima e con la prima. Sì, c'è un salto, Roberto, gigantesco tra il campionato di A2 e di A1. Sì, ne parlavo anche con Simeonov in un'intervista che gli ho fatto. Come dice Stefano, quando sbagli paghi, cioè non hai appello. E soprattutto queste partite in cui ti stai giocando punti importanti con partite che sono al tuo livello, alla tua classifica. Ci sta magari perdere con Modena, con Macerata, che sono più forti, ma con queste bisogna assolutamente giocare il tutto per tutto e portare a casa il risultato. Sindaco Venturini, lei è appassionata di calcio, mi hanno detto però. Io sono un'appassionata di calcio per una tradizione familiare in realtà, perché ho avuto il papà che negli anni passati è stato presidente della squadra di calcio e fin da piccolina andavo a vedere le partite di calcio, però non mi dispiacciono neanche gli altri sport, quindi anche la pallavolo la praticavo a scuola, quindi mi piace, mi capita ogni tanto di andare a vedere qualche partita. Il sindaco Barisone invece ha qualche, nonché assessore alla provincia per quanto riguarda il lavoro e la formazione. Io giocavo a calcio quando ero piccolo e quindi come tutti quelli della mia età hanno praticato questo sport, per cui mi ha attratto un po' di più degli altri, però è sempre piacevole guardare queste partite anche delle altre discipline sportive, perché insomma vedere le prestazioni fisiche, le capacità atletiche delle persone è una cosa veramente che ti attira. Il pallavolo è uno sport, il bello e il brutto è che uno sport è tanto di testa, quindi quando, come in questo caso, perdi un po' il filo del discorso, c'è il rischio concreto che poi la partita vada via, quindi questo differenzia secondo me la pallavolo da molti altri sport come può essere il calcio, dove magari hai dei tempi maggiori diciamo anche di ripresa da certi momenti di difficoltà. Poi anche un fatto culturale, sai, bisognerebbe cambiare forse anche un po' di mentalità da un punto di vista sportivo, cioè cercare di incrementare anche questo tipo di sport e quelli minori. Ecco, la cosa interessante, infatti vi ho convocato poi nella seconda parte, ne parleremo in maniera più approfondita, perché la parte maschile specialmente a 9-10 anni, quando si comincia bene o male a fare dello sport, insomma la strada maestra è il calcio, no? Quindi io quando vedo società che lavorano nel settore maschile nella pallavolo con questa intensità bisogna essere molto bravi. Io non so voi se avete questa Barisone, se anche lei ha questo tipo di... No, sono pienamente d'accordo. Bisogna cercare un po' di dargli delle alternative, ci vogliono gli impianti prima di tutto, perché giocare a calcio è più facile che a pallavolo. A calcio si gioca in un cortile, a pallavolo insomma devi avere almeno una rete con 2 tubi, no? Sì, ma ormai vedo che si stanno sviluppando un po' tutte le discipline, un po' in tutto il territorio, quindi diciamo che il calcio ha perso molto e stanno guadagnando altri sport come questo. Certo che ogni volta sono necessarie nuove strutture, nuovi impianti e soprattutto di questi tempi non è facile essere pronti a tutto, quindi bisogna cercare di far massa critica, mettersi insieme e utilizzare ciò che abbiamo, perché di nuovo penso che in futuro ci sia sempre meno possibilità di se no bisogna fare come fa il sindaco Venturini, andare a correre, lì tutto sommato si può correre dappertutto. Io sono anche un umile podista, per cui no, lì è più facile, no? È vero, poi c'è da dire anche un'altra cosa, che secondo me a livello locale comunque si dà importanza alle varie discipline sportive. Poi cosa succede? A livello nazionale, i riflettori puntano, quindi gli interessi. A livello di federalismo, anche da questo punto di vista, i comuni secondo me danno importanza alle varie discipline, proprio perché i cittadini frequentano e praticano vari sport. Ne parleremo in maniera più diffusa nella seconda parte, ci fermiamo qui perché come questa sera avete visto abbiamo davvero tanta carne al fuoco. A tra poco. Seconda parte di Mani e Fuori, abbiamo visto un po', abbiamo analizzato la sconfitta incredibile di
Vibo Valencia. Stefano, quanto ci vuole a livello, non tanto te, perché te insomma fai il direttore sportivo, per cui come posso dire, per metabolizzare queste cose, cioè, un giocatore dimentica facilmente o... Ma sai, io penso sempre che uno si ricorda poco le vittorie e molto le sconfitte, soprattutto quelle cocenti. Noi adesso ripartiamo, siamo ripartiti il giorno dopo, siamo rientrati, abbiamo cominciato a lavorare pensando alla prossima partita, perché pensare a questo non serve assolutamente a niente. In questo momento secondo me è importante analizzare tutto quello che abbiamo fatto in questa partita molto bene, e sono molti aspetti, e cercare di migliorare in quelle fasi dove abbiamo fatto gli errori più gravi. Roberto, tu che impressione hai avuto? Tu che segui tutte le partite, quantomeno casalinghe, della squadra, che tipo di evoluzione o di involuzione ti è sembrato che questa squadra abbia avuto fino adesso? Ma diciamo che come evoluzione vedo molti meno momenti di impasse rispetto ad alcune partite passate. Diciamo che in alcune occasioni Padova ci ha dimostrato che quando subisce quel blackout poi non riesce più a recuperare, no? Ancora all'inizio del campionato. Poi ha avuto dei momenti così verso il centro del campionato, adesso sempre meno. Io mi auguro che domenica non si abbia la presunzione di aver già vinto. Questo è importante, perché io mi ricordo la partita con Verona in cui arrivavamo a una partita con una squadra che stava giocando bene, aveva un buonissimo momento. Lì credo che nessuno si aspettasse che vincessimo 3-0, ma lì avevamo voglia di vincere. E quindi è importante avere questa stessa voglia domenica con Ravenna e poi in queste altre partite che alla fine non ci vedranno con Macerata, Modena, ma ci vedranno con San Giustino, con Roma, con Latina, tutte e tre squadre che stanno davanti di noi di poco. Quindi tu dici che, anche perché io ho l'impressione proprio che Ravenna, che ormai, insomma, però gioca molto bene, perché anche ieri sera con Cuneo ha perso 3-0, ma tutti i 7 di 2 punti, quindi vuol dire che è stata in campo con grandissima attenzione, quindi non ci dobbiamo aspettare una squadra remissiva, anzi, come si dice in questi casi, con il classico piglio di chi non ha nulla da perdere, no? Questa frase è abbastanza scontata, però è così, quindi credo che sarà una partita estremamente difficile, perché è la prima volta che giochiamo con una squadra che ha molti punti meno, quindi non è facile mentalmente, sapendo che non puoi sbagliare, che voglio dire. Anche per non arrivare poi alle partite più difficili a San Giustino, certo, con Roma e con Latina, con l'acqua alla gola. Quindi con Simeone scherzavamo l'altro giorno, prima di Vibo Valencia, dicevamo è importante adesso arrivare a Vibo, vincere per non arrivare con l'acqua alla gola poi con invece, San Giustino. Domenica abbiamo perso, però comunque ce la siamo giocata. L'acqua si è alzata un po'. Adesso domenica non bisogna sbagliare. Loris? Non sbagliano. Non sbagliano sicuramente. Non sbagliano? No. Bisogna essere positivi. Lo vuoi prendere come consulente? Non so. No. Conosco abbastanza i giocatori di Padova, conosco l'allenatore, da buon toscanaccio, un sanguigno, so che comunque la mentalità è sempre positiva e buona. Io sono fiducioso di Padova. Sicuramente la stanno preparando molto bene. Perché... È stato un episodio, credo, chiaro che dà fastidio. Come sono convinto anche che si parlava della famosa partita di Ravenna lo scorso anno. La partita dell'andata, se non ricordo, un 3-0. No, 3-2. 3-2 all'andata, quest'anno 3-2 per Padova. Vabbè, comunque insomma a vincere a Ravenna non è una cosa facile. No, solo anche perché in quel momento comunque pausa della nazionale, giusto? Quindi c'era tutto un discorso. Ma anche perché da in quel momento Ravenna non era così spacciata come adesso, quindi era una partita in cui andavi a giocare. Quindi hanno dimostrato che insomma la voglia c'è, lo stimolo anche. Loris, sono positivo. Perché hai avuto il piacere di invitare qua questa sera i due sindaci? Dai, parti tu. Perché al di là mi lega la conoscenza diretta con loro, io abito tra l'altro ai confini di due, cioè Comune e Vignasco, però un piede a Casalserugo, un piede dal Vignasco. Dove paghi l'ICI o l'IMU? Adesso vediamo se il sindaco mi esenta o chi è l'aliquota più alta, devo vedere, in quel caso conosco bene entrambi per vari motivi personali con Elisa e diciamo a livello sportivo con Massimiliano, quindi allora, vuoi li ho voluti qua perché è una cosa che a me fa piacere. Quest'anno gioco a Casalserugo. No, aspetta, io adesso devo dire un fuori onda, perché prima Roberto Pomiato, che ti conosce nella vita, vuoi dire? Non ci crede. Cosa gli hai chiesto? Gli hai detto se siccome l'ho visto in una mise dirigenziale perfetta, no? Ho chiesto se allenava, adesso cosa faceva, visto che l'ho lasciato un po' di tempo fa, si allenava, se era un presidente oppure dirigente. Ho detto no, gioco ancora. Allora... Anzi, mi ha detto gioco, non ancora, gioco. Gioco. Voglio continuare a giocare anche per me. Lo sport è sempre stata, parlavamo prima appunto per i ragazzi, è una cosa importante. Abbiamo detto parliamo di fusioni perché tra Casalserugo e il Vignasco è venuta fuori una cosa bella. Molto bella perché ho avuto la fortuna di giocare
a Padova, quindi per un padovano far parte del Petrarca è il top, però anche nelle realtà così di provincia trovare persone che buttano da parte il campanilismo anche delle difficoltà economiche che ci sono adesso, perché non sono indifferenti, e cercano di mettere insieme, unire le forze e fare un connubio molto importante sia nell'ambito maschile che in quello femminile, cioè, e portare quasi 250 ragazzini nelle palestre fra Albignasego e Casal Serugo credo che sia una cosa da encomiare. Quindi, conoscendo i sindaci, ho voluto sensibilizzare, fargli capire che deve stare vicino a queste due società, o una, chiamiamola così, e quindi hai detto, li invito di trasmissione, così fanno una bella promessa davanti. Esatto, tendenzialmente, ma è difficile chiaramente anche per loro, che ci sono cose importanti. Poi tra l'altro Casal Serugo non ne parliamo, che farà l'anno scorso e quest'anno sì, non ha avuto proprio un periodo Madre Natura non è stata molto però voglio dire, è giusto che loro conoscano questa realtà e che se possono in qualche modo aiutarli, perché insomma l'impegno sociale che hanno queste persone non è indifferente. Ecco, in un momento in cui si tende, Sindaco Barisone, più a dividere che a unire, questi sono esempi, no? Quindi voglio dire, sicuramente sono da portare come proprio delle pietre preziose. Da estendere sicuramente. Io con la Elisa abbiamo avuto la possibilità di condividere anche altre attività dei nostri comuni, e quindi il fatto che si estenda questa tradizione, diciamo così, è un motivo anche in più per continuare in questa strada. Vediamo che c'è soddisfazione da parte di chi dirige, di chi allena e dei ragazzi, e quindi noi siamo contenti, perché alla fine è la loro soddisfazione che ci spinge a favorire questo tipo di nuova metodologia, che una volta non c'era e che ora per tanti motivi conviene un po' a tutti. Ma non c'è un po' di concorrenza? Allora, un po' di competizione fa sempre bene, ecco, fa sempre bene, però noi appunto, come diceva Massimiliano, dal 2009 abbiamo costituito un'unione, quindi Albignasego e Casal Serugo hanno formato l'Unione Patriarcati, che gestisce una serie di servizi. E non nascondo che fare delle fusioni, giustamente Loris, implica anche fare un passo in avanti, è una questione anche di maturità, perché non è assolutamente semplice, in quanto ci sono modi di pensare diversi, modi di gestire diversi, risorse anche diverse, perché io vedo a livello istituzionale Albignasego, comune da quasi 25.000 abitanti, è chiaro che dispone di risorse diverse rispetto a noi che ne abbiamo 5.000, però questo non preclude comunque di poter condividere lo stesso dei servizi in proporzione naturalmente alle proprie capacità. Quindi veramente vi faccio un plauso, perché non è assolutamente semplice riuscire a unirsi e trovare comunque una filosofia comune nella gestione. Sentiamo Fabio Bianzale allora, che se ci spiega come hanno fatto. Fabio Bianzale e Dino Lion, perché sono le due anime, no, delle due società. Noi abbiamo cominciato un anno prima, nel 2008, il Dino qui e Andrea Pastore, che non c'è, che è un'altra anima vera del Casal Serugo, hanno cominciato a parlarsi, e per il femminile siamo arrivati, è già un paio d'anni, in particolare poi quest'anno abbiamo praticamente chiuso con il matrimonio, e perciò ci siamo trovati d'accordo in particolare nel femminile, perché ad Albignasego c'era il femminile, ma è ovvio che, come diceva Elisa, Albignasego 25.000 persone, perciò anche dal punto di vista maschile per noi ci sarà un bacino d'utenza molto grande, e perciò mettere insieme le due filosofie è stato doveroso ma difficile, come avete sollevato, perché sistemare i campanilismi dall'inizio, credetemi, è stata una cosa abbastanza impegnativa. Sentiamo anche Dino se è d'accordo, Dino Lion, se è d'accordo su questo. C'è stato qualcosa di più difficile di altro da mettere insieme, o in particolare, non lo so, gli impianti, chi deve allenare, chi deve fare il presidente? Sì, naturalmente, come succede spesso nelle gestioni societarie, ci siamo dovuti confrontarci su quello che doveva essere la gestione vera della società. Però abbiamo sempre avuto un obiettivo, uno scopo comune, che era quello di la visione di un'unica società, quindi questo ci ha aiutato a superare i problemi che incontravamo durante le nostre riunioni, perché scelta dell'allenatore, gli impianti sportivi dove fare gli allenamenti, non è stato semplice effettivamente, però siamo sempre stati, abbiamo sempre avuto questo spirito di collaborazione.
Credo che la nostra forza è stata quella che fin da principio, almeno per noi, abbiamo visto la pallavolo e noi il campanilismo, che siamo di Albignasio, che siamo di Casalserugo. Il nostro punto di riferimento era la pallavolo, abbiamo capito che così riuscivamo a fare tante cose. Adesso il meccanismo funziona? È oliato? Sì, sì. Direi che in questo momento è oliato, con tutte le difficoltà che ha naturalmente, che si vivono gestendo una società sportiva, ma per il resto direi che va tutto A livello bene. di impianti sportivi, comincio invece adesso dal sindaco Venturini, come siamo messi? Allora, abbiamo una struttura che per noi è fondamentale, dal nostro palazzetto dello sport, che ha subito un'alluvione perché è stato proprio preso in Che ha pieno visto i dalle giorni acque. migliori, diciamo. Sì, e dopo di recente, e non solo di recente, è stato anche oggetto così, il tetto è partito, volato. Però insomma in qualche modo siamo riusciti a rimediare perché per noi è una struttura fondamentale. Adesso ci conto veramente di poter utilizzare i soldi messi a disposizione dal commissario per l'alluvione proprio per risistemarlo, perlomeno per quanto riguarda i pavimenti e le pareti, perché ha proprio bisogno. Allora cercheremo di attivare quanto primi i lavori proprio per rendere una struttura idonea per le attività, perché ad esempio la pallavolo è una delle attività, delle discipline sportive che più utilizza quella struttura. E oltre a quella poi abbiamo anche un'altra palestra che è quella delle scuole medie, che viene utilizzata anche questa sistematicamente. Dall'Albignasio invece è stato un po' meglio. Voi avete una tradizione di pallavolo di qualche anno fa, mi ricordo Ivo Lamenti, no? Uno dei soci del Pallavolo Padova, che fu un po' il presidente, credo, anche dell'Albignasio. Sì, noi abbiamo 2 palazzetti che sono dislocati in centro, ma poi abbiamo tutta una serie di palestre nei quartieri. Albignasio è distribuito in 8 quartieri e quindi ogni quartiere vuole la sua palestra, il suo campo da calcio, la sua pista di atletica. Abbiamo purtroppo... C'è quasi più campanilismo dentro c'è più difficoltà a mettere d'accordo quelli dentro il paese che le società sportive dal nostro a un altro comune. Per cui diciamo che diamo degli spazi di quartiere che tutto sommato sono sufficienti, anche se chiaramente non basterebbero mai. E come strutture appunto per la pallavolo abbiamo appunto questi 2 palazzetti nel centro di Albignasio. Adesso stavamo pensando anche di farne uno nuovo, però con i tempi che corrono è un disastro, quindi ci stiamo ragionando, però in modo molto cauto. Se fate un palasport nuovo, secondo me Stefano Santuzza è interessato per fare qualche evento. Siete interessati voi? Ah no, perché lui no, non è che lo fagocita, è che se c'è spazio loro hanno... Ah, diventate campanilisti? Noi ne abbiamo già abbastanza di quelli che dobbiamo seguire. A proposito di palasport, vi voglio dire questo, perché qualche settimana fa abbiamo avuto ospite Alessandro Latorre, che è il mitico responsabile del palasport, del Palafabris. E abbiamo raccontato, Stefano, qualche sua impresa epica, no? Tipo concerto di Baglioni al sabato sera fino a mezzanotte e la domenica mattina alle 9 la squadra che si allena nello stesso palasport. Beh, questo sabato succede la stessa cosa. Concerto di Giorgia sabato sera al Palafabris e domenica mattina a che ora si allena la prima squadra? Alle 9:30. Perfetto, alle 9:30 il Palasport sarà pronto quindi io credo che bisogna... quando si parla di miracoli a volte davvero ci andiamo... Una grande risorsa, Alessandro. Tu che sei responsabile anche della sicurezza, credo sì, Alessandro. Come si fa in una notte? Veramente Alessandro è una risorsa importantissima, insomma lui e tutta la sua squadra è una persona incredibile, io rimango sconvolto. Dà veramente anima e cuore. Cioè 5.000 persone in un Palasport che non è che guardano proprio, concerto, poi devono smontare il palco, devono smontare pulirlo, alle 9:30 c'è già il pavimento per la pallavolo posizionato sopra, pulito, e io ti posso garantire che tu lo sai che puoi andare a mangiare dappertutto in quel Palasport, è veramente straordinario. È un po' casa sua e quindi la tratta veramente proprio... La tratta come fosse meglio di casa sua. Esatto, infatti proprio... la moglie ha sempre detto che la sua casa, il palazzetto non ha... Si sente poi... Ci ha fatto un piacere incredibile invitarlo qui, perché veramente sono quelle persone che si vedono poco ma che veramente sono anime. Quelli che lavorano dietro sì, assolutamente. E alla Pulpa Tami invece come abbiamo fatto a sistemare e a fare le cose così per bene? Perché voi siete stati un po' precursori, adesso non so se siete partiti prima voi o loro, non facciamo concorrenza su questa cosa, ma avete anche una ulteriore visione, no? che per il futuro. No, sì, sono molto in linea con quello che hanno detto i colleghi, comunque si parte sempre da quello che è un obiettivo comune. Bisogna spostare un po' l'attenzione da quelli che sono i bisogni della società o comunque del campanile specifico o anche la stessa visibilità che un comune magari chiede o demanda, a quello che è una visione comune, o comunque cercare di incentrarla su quello che è il benessere per l'atleta o un beneficio per l'atleta. Se parti cercando di creare un'opportunità migliore per gli atleti che fanno parte del territorio su cui lavoriamo,
lì la modalità dopo di trovare una situazione di sinergia viene abbastanza da sé. Noi siamo partiti 2 anni fa ormai, abbiamo messo insieme 3 comuni, all'inizio erano 4, dopo comunque uno era distante geograficamente, c'era un problema di trasporto. Vogliamo ricordarli quali sono? Allora noi siamo Limena, le frazioni di Villafranca, quindi Tagì, Villafranca, Vigo d'Arzere, c'era anche Vigonza, ma Vigonza purtroppo è geograficamente un po' più dispersivo, quindi un po' più difficoltoso. E adesso com'è diciamo, l'ossatura delle squadre? Come siete divisi adesso? Divisi, come siete strutturati, scusami, ho sbagliato il termine. Allora, quest'anno abbiamo, Giorgio ti invito eventualmente a correggermi se mi sbaglio, comunque abbiamo un numero che è vicino alle 18 squadre. Parte da un settore di mini volley, quindi mini volley 12, 13, 14, tutte le categorie, arriviamo fino alla Serie C femminile. Tutto femminile, noi non abbiamo nulla di maschile, a parte una prima divisione, ma è... Avete fatto un bel torneo qualche mese fa a livello femminile. Sì, noi abbiamo organizzato noi un torneo e gestito che si chiama Christmas Cup, lo facciamo da 2 o 3 anni. È un torneo a 4 squadre, categoria nel 14 e nel 16, cerchiamo di riunire un po' le squadre di vertice a livello Veneto, quindi c'era Spes Conegliano piuttosto che Bru e Bassano, insomma, quindi le squadre che in questo momento stanno sviluppando progetti giovanili di qualità, li riuniamo a Natale per mettere un attimo insieme in competizione. Io Giorgio devo fare una domanda, perché Giorgio che adesso lavora per il Pulpatavio, però è stato per quanti anni lo scoutman della Pallavolo Padova? 2. Per 2 anni. 2 stagioni di due. Io devo chiederti un tuo parere su questo momento della squadra, se hai visto qualche partita, come stai vivendo, perché tu per 2 anni hai, come posso dire, scoutizzato anche quante volte andavano al bagno i giocatori, passami il termine, quasi, no? Ecco, allora può dire, non è che tu non conosci alcuni di questi giocatori, li conosci meglio di molti altri. Ma purtroppo l'avventura in Pulpatavio mi assorbe talmente tanto che il tempo di andare dietro al resto della pallavolo è poco. C'è stata un'occasione alcune settimane fa legata a un concentramento di mini-volley fatta prima della che partita. Ha portato tra l'altro un bel pubblico al Palafabris. Sì, è stata anche occasione per noi per farci vedere presenti alle partite di Pallavolo Padova, visto che la società Pallavolo Padova ci ha premiato come società padovana che più ha contribuito comprando abbonamenti di Pallavolo Padova. Anche questo ha il suo valore. Ad ogni modo il tempo è poco e devo dire la verità, dispiace da chi è fuori e ha intrapreso una nuova avventura a vedere la difficoltà, però purtroppo fa parte del tipo di campionato. Se l'anno scorso gli obiettivi erano di un certo tipo, per cui anche le ambizioni e le possibilità erano maggiori, adesso il margine per raggiungere la salvezza è più basso e la cosa sarà molto più difficile. Io me lo auguro, ma spero che all'ultima partita ci troveremo tutti a festeggiare. Sempre all'ultimo punto e all'ultima partita. Esattamente. Stefano, si è parlato in questi giorni anche si comincia a parlare dell'anno prossimo. Allora, la riforma dei campionati per ora, correggimi se sbaglio, è bloccata, cioè per quest'anno non se ne parla, se ne parlerà forse l'anno prossimo. Tra l'altro stanno uscendo delle ipotesi nuove, si parlava di allargare il numero delle squadre di A1, si vocifera anche addirittura di ridurre, di fare un campionato a 12, quindi le idee sono, non so se confuse o... No, l'idea della Lega è quella di allargare e di bloccare le retrocessioni per almeno 2 anni a partire dal prossimo. Un ultimo incontro con la federazione ha messo lì la possibilità di un incontro informale, di restringere a 12 le squadre del campionato e di aprire ai comunitari, che adesso sono contingentati. È una proposta molto strana che arriva dalla federazione, perché la federazione ha sempre fatto la guerra all'allargamento dei numeri degli stranieri. Infatti ti volevo chiedere, mi sembra un po' un controsenso. Come Lega siamo rimasti sorpresi, però non l'abbiamo scartata. Ha detto, noi avremo questo tipo di idea, però a fronte di un altro tipo di proposta che arriva dalla federazione siamo disposti a discutere. È logico che adesso il momento economico è difficile e tutte le operazioni che dovremo andare a fare saranno nell'ottica di una riduzione dei costi, perché le risorse sono poche, gli sponsor sono sempre meno, le difficoltà a tirare avanti le aziende come la Pallavolo Padova o come anche qualche altra società ti è consentito solo se riesci a ottimizzare i costi. E bloccare per 2 anni le retrocessioni significa che la parte bassa della classifica non si impicca per andare a prendersi un giocatore piuttosto che un altro, cerca di fare una squadra sempre molto competitiva, perché ci sono dei paletti tecnici da rispettare per mantenere un buon livello, però sicuramente non ti metti a fare aste per prendere qualche giocatore. Questo ti permette di calmierare i prezzi del mercato, magari di ripianare alcune situazioni debitorie che alcune società hanno e di presentarti fra 2 anni in condizione di poter fare magari uno sforzo economico in più per essere più competitivo.
L'altra ipotesi, che è quella della Lega, è di aprire agli stranieri comunitari. Questo metterebbe in circolazione più atleti e quindi con una maggiore offerta un minor costo per le società. Queste sono le due strade che stiamo valutando. Siamo stati sorpresi dalla proposta della Lega, però è una proposta della federazione. È una situazione informale. La federazione è in fase di elezione del nuovo presidente, quindi siamo in una situazione un po' di difficoltà. È certo comunque che la situazione economica sta pesando in modo particolare nello sport. Lo sport è una situazione veramente drammatica in questo momento. Sentiamo, allora voglio sentire i due amministratori, perché non lo so, i comuni devono fare salti mortali, no? Elisa ogni volta, però voglio dire, anche le società sportive, mi sa che ormai non c'è più un settore dove... Sì, ovviamente è una situazione generale e quindi un po' tutti ne risentono, anche gli enti locali ovviamente, per cui si riducono le risorse, abbiamo continuamente tagli da parte del governo centrale, quindi anche in termini di trasferimenti non possiamo contare di grandi risorse. Tra l'altro abbiamo anche il patto di stabilità, quindi questi vincoli che non ci permettono di spendere quei pochi soldi che abbiamo, con la conseguenza che rischiamo anche di non dare i servizi adeguati ai cittadini. Poi dov'è che si va a puntare, a tagliare da parte in comune? Cultura, magari sociale, magari sport, perché vengono ritenuti quei servizi che bene o male, insomma, magari il cittadino riesce lo stesso in qualche modo a farli anche senza che la comunità, quindi senza che il comune intervenga. In realtà la qualità della vita cambia, perché se c'è meno sociale, meno sport, meno cultura, è chiaro che cambia anche il modo di vivere delle persone. E quindi, Sindaco Barison, bisogna demandare ai privati queste competenze eventualmente? I privati sicuramente oggi si trovano ad essere più esposti. Purtroppo le difficoltà finanziarie e economiche diminuiscono anche la disponibilità a sponsorizzare le diverse attività sportive piuttosto che culturali, ma anche le manifestazioni. Io credo che questo però è un momento in cui ti fa riscoprire il valore di quello che è il tessuto dei giovani e quindi il tessuto sociale del tuo comune, del tuo paese. Quindi oggi c'è meno la tendenza di dire vado a prendermi il giocatore perché vale anche se abita da un'altra parte, ma cerco di tirar su i giovani del mio territorio, e quindi questo secondo me è uno degli aspetti che tutto sommato sta facendo riscoprire un'attenzione maggiore verso il territorio comunale nostro, più tendente a valorizzare la persona, l'atleta, il giovane, che la squadra intesa come un insieme di persone che non necessariamente devono vivere in un certo luogo, ma possono arrivare anche da altre parti, e quindi si irrobustisce uno spirito di comunità, uno spirito di territorialità, uno spirito anche sociale del nostro comune. Quindi anche il fatto di queste fusioni sono un esempio di come in un momento come questo ci sono comunque delle cose positive che emergono e che insomma cambiano, mutano un po' le abitudini che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa. È che dovete far smettere di giocare Loris Basso, però, perché toglie spazio ai giovani. Cioè lui è come fosse uno straniero, no? Cioè i stranieri dicono tolgono spazio a quelli della nazionale. Cioè, questi qua di Casal Serugo, cioè, che speranze hanno se tu continui a giocare a 45 anni? Sono uno stimolo per loro, no? Per crescere. Sono stimolo, no, tu blocchi. Tu e quello che è in regia, no, quello è più giovane. Quello è molto più giovane, quello che è in regia. Abbiamo pubblicità, una battuta che siamo... Non è proprio così, perché qui abbiamo 3 campioni interprovinciali under 18 maschile. Ho fatto una figuraccia. Perciò non è proprio così. Ci vediamo per la terza parte a tra poco, grazie. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, Mani e Fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta. Eccola qua, il sindaco di Casal... Ah no, è andato via il sindaco di Casal Serugo e abbiamo Giulia della Pulpa Tavium. Cosa è successo? Giulia, cosa è successo? È dovuto andare via. È dovuto andare via il sindaco? Sì, mi hanno messo al posto suo. Chi ha scelto? Il prefetto. Esatto. Ascolta, dimmi un po' come funziona qui con Giorgio e con Nicola, perché loro dicono sempre che va tutto bene, bravissimi, bravissima. Voi dal campo cosa dite? Beh, noi ci stiamo divertendo, cioè stiamo facendo gruppo e sì, insomma, stiamo giocando abbastanza bene, il campionato di Under 16 va
bene, niente, insomma. Il tuo ruolo qual è? Il libero. Ah, perché in Under 16 femminile c'è il libero, Sì. maschile no? No, non è. No, in Under 18 c'è il maschile, comincia dopo, vero? Sì, se non sbaglio, ho capito. E con la scuola come andiamo? Bene, sì, riusciamo ad organizzarci. Sì. Tu hai sentito già Gigi Schiavon che dice il suo... Sì. Chi è che non l'ha sentito Gigi Schiavon? Chi non ha sentito Gigi Schiavon? Alzate la mano, non l'avete mai sentito? Non l'avete mai sentito? Voi sì, siete già venuti. E allora sentiamo Gigi Schiavon con il suo elenco delle priorità. La classifica degli interessi. Prima cosa, lo studio. Seconda cosa, la pallavolo. Terza cosa, niente. Quarta cosa, niente. Quinta cosa, niente. Sesta cosa, chitarra. Questo lo mandiamo sempre. Gigi che è venuto l'ultima volta, gli ho detto che Loris che gli paghiamo i diritti per questa cosa. E poi ce l'ha fatto anche dal vivo un po', no? Quindi... Sì, è un personaggio. Sembrava serio però quando è partito. Sembrava serio? No, ma lui sembra serio. No, perché prima lo studio lo capisco perché lui essendo insegnante è giusto. Professore, seconda pallavolo è giustissimo lui. E tutti erano tutti e quindi seri. Aspettavo il terzo e ho detto niente. Roberto, cosa dobbiamo fare per salvarsi? Diglielo a Stefano che vuole saperlo. Certo, consigli da tutti. Basta solo pensare. È semplice. Sì, basta solo pensare alle capacità, alle potenzialità che Padova ha al suo interno. Basta solo pensare a quello e il gioco è fatto. Cristiano, nessun problema. Dillo al CDA, ai soci. Perfetto. Questa ricetta allora sarà... Ascolta, avete fatto una bella serata al golf della Montecchia l'altra sera, vogliamo anche, un bellissimo anche ricordarlo, questo golf e volley insieme, no? Sì, perché la società comunque crea anche eventi, occasioni, momenti di aggregazione. È stata fatta alla Montecchia, una bellissima serata. Siete andati in cerca un po' di sponsor però anche. È anche il nostro... Lui è molto bravo secondo me. Sì, non è il nostro lavoro, vogliamo comunque far conoscere la nostra società, il nostro gruppo, perché chi è dentro ha scoperto che è una forma vincente, crea aggregazione, crea anche sinergie, opportunità e quindi sicuramente è una cosa importante. E il momento adesso come lo stanno vivendo? C'è qualcuno di critico? Beh, chiaro, per forza, ma per ovviare a questo abbiamo creato per i soci una squadra amatoriale. Per metterli alla prova. Per metterli alla prova. Siccome dalla tribuna arrivavano un sacco di consigli, schiaccia alto, schiaccia basso, io lo riceverei così, io lo riceverei così, abbiamo detto bene. Prova in campo e quindi dopo una bellissima partita fatta con i giornalisti abbiamo detto perfetto, ci servono dei siamo forti perché forti. Ci avete battuto, sta sindaco ci hanno battuto abbiamo dato una maglietta e un paio di pantaloncini e adesso ne vediamo delle belle. Al Palafabri si è allenato tra l'altro, non mica proprio. Ci stiamo organizzando anche con un CD di applausi, qualcosa di un CD di applausi tanto per dare un po' di corpo. Comunque bellissimi momenti e quindi questo è anche un momento di così divulgare questa nostra iniziativa, quindi ai soci, ai sostenitori, agli amici. Noi il martedì o il mercoledì ci troviamo al Palafabri. Anche ex atleti eventualmente. Anche ex atleti. Tu non sei un ex atleta. No. Tu sei ancora atleta, se vai là fai i buchi per terra non ti vogliono. Perché no, insomma. No, non ti vogliono. Anagraficamente parlando non si può. Il perché costa. Non lo so, perché costa. Poi Alessandro La Torre risolve tutto. Beh, Massimo dopo 3 partecipazioni qui può diventare un giornalista comunque lui. No, lui è perfetto, lui secondo me se manda via la testa della pubblicista, guarda anche vestito, guarda che eleganza che Loris questa sera. Io credo comunque, ritornando al discorso di Padova, sì, con una società così alle spalle, come l'ha formata, anche gli atleti stessi sono sereni e tranquilli, quindi credo che il discorso di Vibo Valentia è stato solo un episodio. Loro sono consapevoli delle loro capacità e secondo me non ha nulla da temere, perché come diceva Stefano, se i ragazzi si impegnano, io dico sempre alla fine il lavoro paga. Quindi se poi c'è la sfortuna di infortuni o cose varie, allora viva Dio, non è che... Però è dura, l'ambiente adesso è dura. Ma io credo devono essere fiduciosi perché i presupposti sono tutti, quindi la società li lascia tranquilli, non ci sono pressioni, voglio dire, meglio di così. Le condizioni ci sono. Stefano? Penso che si stia molto bene a Padova. Ti vedo sempre a Palafabri, però di questi giorni non manchi a un allenamento. Ci sei sempre di solito, però ultimamente ti vedo più spesso. Insomma, è un momento determinante per portare a casa i frutti del lavoro di un'intera stagione e dobbiamo dare tutti il massimo. Questa è l'unica cosa che noi chiediamo ai nostri giocatori, di dare il massimo e poi faremo i conti alla fine. Sindaco, capita così anche nelle squadre degli assessori, lei è assessore in provincia e sindaco, quindi si trova, cioè, ci sono dei momenti in cui la squadra magari può fare un po' di, avere qualche problema, e cosa bisogna fare in questi momenti? In questi momenti... Perché poi le metafore ci stanno. Bisogna guardare prima di tutto a quello che sta fuori e quindi cercare di fare il massimo per
per migliorare una situazione che è molto, molto difficile, almeno dal punto di vista amministrativo. Ma penso che anche nello sport, insomma, la squadra, l'unità, il fatto che ci sia l'affiattamento, che ci sia anche così uno spirito che unisce le persone è fondamentale per poter poi, quando si scende in campo, essere più convinti e anche avere proprio la voglia di vincere. Altrimenti, se c'è divisione, se ci sono personalismi, distinzioni, queste non aiutano nello sport come non aiutano nella politica, quindi credo che, insomma, sia la strada giusta quella che è stata indicata. Loris, tu che lo conosci, adesso mi spiace che il sindaco Venturini è andata via, ma il sindaco Barison, se giocasse a pallavolo, in che ruolo lo vedresti dal punto di vista... Alzatore, perché devo ammettere che come amministratore in questi anni ad Albignasio ha fatto veramente tanto. Sì. E quindi un alzatore, il regista, quello che... È chiaro, perché ha dei buoni collaboratori, può avere anche quello magari meno bravo, però devo dire che ha saputo gestire bene la situazione, sia ancora quando era vice sindaco, adesso poi che... Adesso che ti ho detto che ho fatto il gioco dei ruoli, voglio sapere però Cristiano Rampin in che ruolo gioca in questa fantomatica squadra di soci, perché Organizzo. La cena dopo. Organizzi la cena dopo. Esatto. Okay. Tengo i contatti, creo le occasioni. Però quello che dicevamo prima è importantissimo, la società ci crede, il gruppo di soci è unito, e noi siamo vicini alla squadra e gli diamo tutta la mano. Quello che gli serve. Domenica, tra l'altro, voglio ricordare, ore 18, Palafabris, partita fondamentale con Ravenna. C'è un'iniziativa importante che è promossa dall'associazione Noi Pallavolo Padova, che coinvolge sostanzialmente tutte le associazioni di volontariato del territorio padovano e anche oltre, chiaramente, se si vorrà. Quindi basterà mettersi in contatto con la segreteria della Pallavolo Padova per prenotare i biglietti, per dare il nominativo delle persone che potranno venire appunto alla partita. Questa iniziativa è promossa in collaborazione, Stefano, con la Fondazione Anton Venta. Ci sarà un pezzo di tribuna dedicato sì. E in questi anni Renzo Stecca in particolare, che dovremo avere ospite la settimana prossima, così ci dirà anche un po' come è andata, sta lavorando molto anche in questo settore. Diciamo che l'associazione Noi Pallavolo Padova è nata appunto per operare in questo settore, ci siamo dati molto da fare, Renzo è il presidente che impiega molto del suo tempo libero per sviluppare questi progetti e siamo molto orgogliosi di questo, perché portiamo delle persone disabili al Palasport, persone poco fortunate che riescono a godere dello spettacolo che viene creato all'interno della struttura. Infatti ho invitato oltre a lui anche il direttore di IRPEA, che è un istituto appunto che si occupa tra le altre cose di persone un po' meno fortunate, perché è uno dei gruppi sempre più numerosi. Sì. E, insomma, io poi so, anche grazie ai mezzi che Triventa ci ha messo a disposizione, una delle cose, Loris, che mi dà più soddisfazione alla domenica, pensa che c'è un ragazzo molto poco fortunato, cieco, che viene alle partite tutte le domeniche, e per fargli vivere maggiormente la sensazione della partita, che chiaramente lui non può vedere, lui ascolta un radiomicrofono, un auricolare, scusami, e sente la mia voce che commento la partita, e quindi un saluto a Paolo, devo farlo. Meritano un applauso, perché soprattutto pensare che a chi è meno fortunati, per noi atleti, è una cosa molto importante, ricordarsi di chi magari non ha la fortuna nostra. Sai qual è il problema di quella persona lì, che io mi sono dimenticato? Che io mi sono proprio scordato che tra un set e l'altro, magari se l'abbiamo perso, io non è che proprio dico accidempoli, è andata male, può far bacco, lui sente tutto, infatti intanto lo inquadrano e si frega le mani, ecco, senti Salmaso che è arrabbiato, che io mi dimenticavo di queste cose. Velocemente, i prossimi impegni della Pulpa Tavium, chi li vuole dire dei due? Attenzione, lo facciamo dire alla Giulia. No, per carità. Spazio a Giorgio. Questo weekend siamo impegnati con Serie C e Serie D. Serie C è una squadra senior con obiettivi ambiziosi per quanto riguarda la classifica. La Serie D è dedicata all'Under 16, di cui qua abbiamo 2 atlete. Dal punto di vista del campionato non abbiamo obiettivi importanti, se non quello di far crescere le ragazze. Mentre obiettivi importanti e prossimi sono per quanto riguarda i campionati giovanili che fanno queste ragazze. Siamo primi in classifica nel nostro girone d'eccellenza dell'Under 16 e speriamo di andare fino in fondo nel campionato provinciale Under 16, e la stessa cosa stiamo facendo con l'Under 14. La stessa domanda la giro a voi, chi vuole rispondere? Tutti e due, prima uno poi l'altro? Impegnativa, con il... Nell'ordine. Nell'ordine. Serie C non te l'ha detto Loris, ma sabato
siamo passati primi in classifica in Serie C. È stato lo scontro pediatria geriatrico. Esatto. Noi con i ragazzini di Treviso, quindi sai. Con la Sisley avete giocato? Sì, Esatto. con la Sisley. Cioè ti davano del lei, buonasera signor Basso. Ma ho trovato, tutti sicuramente si ricordano, palleggiava il figlio di Chinellato che insomma qualche anno più, insomma, siamo quasi coetanei. È vero, quindi... è vero, figlio di Chinellato, è vero. No, loro, diciamo, Stefano tra l'altro ha giocato anche a Treviso, sa della realtà, sa che la maggior parte di tutti gli atleti, il 50% degli atleti in Italia sono passati da Treviso, quindi sappiamo bene che loro selezionano bene i vari giovani, hanno le possibilità e quindi insomma potenzialmente tecnicamente sono... E quindi Serie C prima? Serie D seconda, neopromossa seconda, sabato hanno una partita importante, penso devono mantenere il trend positivo, poi abbiamo i ragazzi che hanno vinto il primo torneo under 18 interprovinciale, poi loro faranno il campionato verso aprile, lo riprendono, mentre poi abbiamo tutto il giovanile che, sai, 16 squadre. Difficile dirlo. Esatto. E il femminile invece? Femminile, come ha detto Fabio, loro sono la serie D, sono secondi. Sabato c'è una partita importante perché cercheremo di mantenere la posizione, eventualmente guadagnare qualche posto. Per quanto riguarda il settore giovanile, abbiamo un po' tutte le squadre del settore giovanile. Forse in questo momento non abbiamo punte di rilievo, però si stanno tutte comportando bene. Per noi è importante far crescere le ragazzine con la cultura dello sport, quello che noi definiamo sano, quindi è sì importante la vittoria, è sì importante la vincita dei campionati, ma se viene con determinati criteri e con determinati principi, non necessariamente la vittoria a tutti i costi. Certo. Loris ha parlato di Treviso, Stefano ti faccio fare una battuta però su quello, Treviso / Belluno meglio, su quello che potrà essere il futuro di questa società. Si parla molto in questi giorni, non ci sono ancora idee chiare, i tempi si stanno definendo, perché si stanno restringendo più che definendo, perché alla fine del campionato manca un mese praticamente, alla fine della regular season. Sì. E a Belluno cosa succede secondo te? Ma so che stanno cercando di organizzare una cordata di aziende sponsor per rilevare la società. Il gruppo Benetton a fine di questa stagione non sponsorizzerà più. In questa situazione di mercato obiettivamente è molto difficile, in una situazione economica particolarmente difficile. Devono trovare, penso, fra circa 2 milioni di euro per la prossima stagione, partendo da zero. È un'impresa molto cifra. Ardua. Non so perché non conosco la situazione di questa operazione nei dettagli, ma penso sia una cosa difficile. Ascolta, altra voce che gira, adesso è il momento, da qui in avanti ce ne sarà una al giorno, se non due, si dice che anche Roma l'anno prossimo, chissà se farà ancora la squadra. Ma sai, adesso io conosco un po' le società, ma è difficile dare dei giudizi da fuori. Sicuramente la situazione economica crea parecchi problemi a molte società e quindi il prossimo campionato sarà un campionato nel quale ci sarà almeno un taglio del 25-30% dei costi da parte di quasi tutte le società, tranne quelle che non puntano a vincere. Cosa cambia, Roberto? Si diventa, diminuisce la qualità oppure si fa uguale e si devono accontentare i giocatori di guadagnare un po' di meno? Guarda, io ascoltavo prima i ragionamenti del sindaco, no? Si parla tanto di crisi come qualcosa di negativo, no? Dalle sue parole coglievo invece un'opportunità in questo momento qua, no? Il fatto di non puntare sui giocatori esterni ma puntare sui giocatori interni. Quindi praticamente in qualsiasi settore ognuno sta cercando di organizzarsi nella maniera migliore per sopravvivere e per vivere al meglio. Quindi credo che in qualche modo non cambierà a livello di qualità, forse cambieranno diciamo le modalità, ma la qualità rimarrà uguale. Mi auguro però che non vada in porto quello che dice la federazione, perché sennò torniamo indietro di tanti anni ed è peccato per il movimento che abbiamo costruito in tanti anni, cioè si deve puntare sui giocatori italiani. Cristiano, e all'interno della società i soci invece cosa dicono in chiusura in questo momento? Cioè, c'è una difficoltà nel reperirne di nuovi, quelli che ci sono fanno fatica a stare dentro in società, oppure le cose per ora vanno bene? Vanno bene, diciamo, siamo nella media, è chiaro che ci potrà essere qualcuno che per un motivo o per l'altro, per opportunità o difficoltà, magari lascerà la società, però nel frattempo abbiamo comunque altri contatti, altri soci. Un turnover. Diciamo che la nostra forza forse è proprio questa, cioè essere un gruppo di soci così allargato ci consente proprio in questi momenti di difficoltà di sopperire eventuali mancanze, ecco.
È chiaro che insomma siamo quasi 60 e quindi insomma non siamo pochi. Non è neanche facile gestire i rapporti fra tutti. Nel senso una cosa che a noi dà molta forza è il pubblico che riusciamo a portare al Palasport. Questo è veramente un motore importante per noi, perché una società penultima in classifica non porta 3.000 persone al Palasport la domenica. La cosa curiosa è che sia voi, noi, che anche Ravenna, ho visto che è ultima, anche Ravenna c'ha 3.000 persone, questo è un bel segnale. Un bel segnale, vuol dire che le società lavorano bene sul territorio, che mirano le promozioni. Noi quest'anno abbiamo dato molto meno biglietti omaggio, però abbiamo raccolto molti più abbonati e stiamo continuando a lavorare. Anche domenica prima della partita ci sarà un concentramento di minivolley. Stiamo lavorando sul territorio perché pensiamo che la nostra forza sia il nostro territorio, non quello degli altri. E allora l'appuntamento è davvero per il pubblico, per tutti i tifosi che vogliono bene a questa squadra. Lo ripeto ancora una volta, domenica ore 18 al Palafabris c'è un crocevia importante per la 1, per rimanere in A1 in questa serie che Padova ha voluto fortemente negli ultimi 2 anni, che si è meritata lo scorso anno e che adesso sta veramente tentando di stringersi e di portarsi a casa. Grazie al Pulpatavium, applauso, grazie a Nicola Martinello, Giorgio Tomasetto, grazie a Giulia, neopromossa sindaco. L'altro applauso è invece per il Casal Volley, Albignasco, Casal Serugo, Bianzale, Dino Lionna. In bocca al lupo per tutti i vostri. E poi l'applauso è per Stefano Santuzzo, grazie Stefano di essere venuto. Grazie particolare a Roberto Pomiato. Grazie a te Massimo, come al solito. Loris, la prossima volta ti cedo mi cedo la prossima volta. Grazie Loris Basso, colonna, ma secondo me deve smettere di giocare e lasciare spazio ai giovani, lo dico ancora una volta. E invece deve cominciare a giocare Cristiano Rampini. Applauso a Cristiano Rampini, socio della Pallavolo Padova. Giulia, ti sei seduta là e ti becchi l'applauso per tutti. Applausi a Giulia del Pulpatavium. E un grazie particolare al sindaco Massimiliano Barison per la pazienza e il piacere che ha. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Noi come sempre, se vorrete, ci vediamo giovedì prossimo alle 22:30 su TV7 Triveneta. Buonanotte a tutti.